Remo Serraggiotto, tra giovedì e venerdì funerali nella sua Montebelluna, la figlia Gloria distrutta. Mio padre continuerà, dice, a guidarci da lassù, unanime il cordoglio del mondo politico. Intanto la famiglia chiede che la sua figura riacquisti onorabilità per la vicenda di Cadera Robinia, ma un duro post su Facebook lo attacca sul processo e sul rapporto con i disabili. L'avvocato Crea dice questo è sciacallaggio. L'indice del contagio in Veneto è tra i più alti in Italia, sta crescendo, avverte Zaia, rischiamo di cambiare fascia, stop assembramenti, appello al governo, con troppe ordinanze di PCM rischiamo la ribellione. Tamponi a tutti i cittadini, Castelcucco gioca d'anticipo, screening di massa già sabato e domenica e non più la settimana prossima come previsto, individuata una nuova sede. Carabinieri di Treviso fermano e denunciano 5 giovanissimi, avevano rubato a Silea biciclette per un valore di 27.000 euro. Presentati i lavori di restauro della facciata della nuova abside di Santa Caterina, nel progetto un sistema per valorizzare la luce dell'opera, riqualificato anche lo spazio esterno che dà su piazza Matteotti. Dalla messa di Natale anticipata ai fedeli smarriti in questa seconda ondata della pandemia, guardando poi al futuro, stasera il patriarca di Venezia Francesco Moraglia, ospite di Ring. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso. Dunque in primo piano ancora la morte di Remo Serraggiotto, tra giovedì e venerdì, molto probabilmente giovedì i funerali della sua Montebelluna. Si decide proprio in queste ore, mentre la famiglia ora chiede rispetto per la sua figura, ma c'è un post su Facebook che scatena la rabbia. Ha detto: mio padre è un guerriero e sicuramente da lassù continuerà a guidare la sua famiglia e tutti i suoi amici. È l'avvocato Fabio Crea, amico di famiglia e portavoce a parlare. Una frase che racchiude tutto l'amore della figlia Gloria verso il padre, l'amore di una famiglia che deve accettare la morte prematura del proprio caro. Remo Serraggiotto ha vissuto una settimana fra la vita e la morte, combattendo una battaglia che non è riuscito a vincere. Chiaramente finché non viene decretata la morte, finché non cessano tutti gli organi vitali, la speranza c'è. Lascia un vuoto incolmabile perché da poco tempo aveva riacquistato uno spazio-tempo accanto alla sua famiglia dopo tanti anni trascorsi all'interno delle istituzioni. I funerali di Remo Serraggiotto si terranno tra giovedì e venerdì nella sua città, Montebelluna. Tenuto conto dell'enorme numero di persone che hanno chiesto di partecipare, si dovrà gestire un attimino la fissazione dei funerali per una celebrazione in linea con le ordinanze. Giorni terribili di speranza e dolore, ma oggi la famiglia, ancor più in questo momento, vuole che il nome di Remo Serraggiotto riacquisti la sua onorabilità. Il riferimento evidente alla vicenda del processo per Cadera Robinia. Quello che la figlia e la famiglia vogliono è che venga restituita la totale onorabilità al padre per la vicenda che l'ha colpito nella consapevolezza dell'assoluta cristallina personalità del padre. Ma proprio in queste ore un post su Facebook scatena la polemica e la rabbia. A firmarlo Massimo Vettoretti, presidente Unione Italiana Cechi, sezione di Treviso. Parole shock. Avrei voluto che il processo non gli sopravvivesse, scrive, e attacca Serraggiotto, definendolo un politico che esprimeva disprezzo per le persone con disabilità. La risposta di Crea è immediata e chiara. Gli sciacalli esistono sempre e non mancano certamente neanche in queste occasioni, quando c'è un uomo pubblico è bersaglio, può essere sicuramente bersaglio. Io posso portare testimonianze e non solo documentali di quanti, come chi ha scritto quel messaggio dice di essere, hanno avuto grandissimi aiuti da parte di Remo Serraggiotto. E intanto continua il cordoglio del mondo politico. La notizia di ieri è stata un fulmine a ciel sereno, cioè mai avrei pensato che a 65 anni Remo potesse perdere la vita. Di lui ricordo la voglia di fare, il sorriso, la positività, il condensato di energia. Insomma, chi l'ha conosciuto capisce che queste parole hanno un senso quando si descrive appunto Remo Serraggiotto.
Lo ricorda così il governatore Zaia prima di iniziare il punto stampa. Il mondo politico piange la scomparsa di un uomo che sapeva portare avanti le sue battaglie. Ciao Remo, un post che raccoglie il dolore della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, che lascia in queste parole su Facebook il suo ricordo. Con Remo se ne va un politico appassionato e competente, un uomo delle istituzioni che amava profondamente la sua terra e l'Italia. Ci mancherai. Anche dall'Europa, ultimo impegno politico di Sernagiotto, il messaggio del Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, con una nota su Twitter. Sernagiotto è sempre stato capace di affrontare i problemi con preparazione, scrupolo, curiosità e la non comune capacità, di fronte alle tensioni, di saper sdrammatizzare e sorridere. Ad accompagnarlo nel suo percorso a Bruxelles, Raffaele Fitto. Un uomo pieno di vita, un uomo che sorrideva alla vita, era un inno alla vita, era sempre proiettato sul futuro, era un vulcano, sempre pieno di iniziative. E poi l'amico di mille battaglie, Leonardo Padrine, che lo descrive con parole semplici. Lui dice travolgeva tutti con il suo carattere. Remo viveva il suo impegno politico come viveva anche la sua vita privata, un grande entusiasta della vita, un grande generoso, una persona che aveva sempre comunque attenzione per chiunque gli rivolgesse una parola, un saluto. Ha sempre dato, perché questa è la verità di Remo Sernagiotto, per chi l'ha conosciuto davvero fino in fondo. Il ricordo del sindaco di Treviso, Mario Conte. Una persona che ha lasciato il segno nel Veneto e nei nostri territori. La morte non ha colori né idee politiche. Il gruppo consigliare regionale del PD, in una nota, si è stretta il dolore dei familiari. Siamo vicini alla famiglia, ai colleghi e agli amici per l'improvvisa scomparsa di Remo Sernagiotto. A loro vanno il nostro cordoglio e la nostra vicinanza. E adesso l'emergenza coronavirus. Intanto vi facciamo rivedere il sondaggio già lanciato nel corso del telegiornale del Veneto. Parliamo ovviamente di quello che deciderà il DPCM, c'è attesa anche per come verrà regolata, tra gli altri, la giornata del 25 dicembre, insomma il Natale, tra restrizioni e coprifuoco, non solo la messa, ma ovviamente anche la possibilità di poter vedere i propri cari. E allora nel sondaggio di stasera vi chiediamo: cenone e Natale senza parenti? Se per voi la risposta è sì, se è giusto osservare delle restrizioni, insomma evitare di vedersi anche in quel giorno. 0422 162 6691 oppure 0422 162 6690 se la vostra risposta è no. La chiamata come sempre è gratuita, non temete se trovate occupato, il vostro voto viene comunque registrato nel momento stesso in cui scegliete una delle due opzioni, il risultato come sempre a ring. A proposito di Covid, vediamo allora il bollettino dell'azienda Zero arrivato proprio pochi istanti fa, i dati delle ultime ore: 1185 nuovi casi positivi vanno a sommarsi a quelli di stamane per un totale di 2060. È la conferma di una situazione insomma stabile. Per quanto riguarda Treviso abbiamo 311 nuovi casi positivi nelle ultime ore, sono 486 nelle 24 ore. Resta ovviamente il dato forte di questi giorni, quello dei decessi, sono 86 nelle ultime 24 ore, in Veneto 7 per quanto riguarda la provincia di Treviso. E a proposito, prima di vedere le parole di Zaia di oggi, ha parlato dell'indice di contagio, R con T, che è comunque molto alto. Vi faccio vedere anche questa notizia di cronaca, la vediamo dal sito di Treviso Today. A proposito di assembramenti, ne parlerà anche Zaia. Una festa nel locale con 120 persone, blitz di polizia locale e carabinieri all'interno dell'Os Zapatas in Viale della Repubblica. L'intervento, dicevamo, di polizia locale e carabinieri, 15 persone all'esterno in attesa di entrare, e poi all'interno 120 persone, tutti ammassate solo in parte seduti e senza rispettare il distanziamento. È la sconcertante scoperta di polizia locale e carabinieri durante un controllo svolto nel pomeriggio di ieri all'Os Zapatas, il locale di Viale della Repubblica a Treviso. Disposta la chiusura immediata del locale per 5 giorni. Questo è quanto hanno trovato, insomma, tanto per farvi capire com'è la situazione dei controlli e anche purtroppo degli assembramenti. L'indice R con T, l'indice di contagio, è tra i più alti in Italia, quello del Veneto, e se sale si cambierà di fascia, lo ha detto oggi Zaia. Io sono convinto che se non investiamo nell'evitare gli assembramenti rischiamo di avere l'R con T, che
inizia ad alzarsi e l'RT che si alza vuol dire che l'incidenza dei contagi riprende quota, noi passiamo a un colore diverso di zona. Più che una previsione è una convinzione quella del governatore Zaia, che guarda la curva epidemica di questi giorni con crescente preoccupazione. Se i ricoveri ospedalieri tra terapie intensive e area non critica hanno raggiunto la cosiddetta fase di plateau con circa 3.000 posti letto occupati, l'indice di contagio ha ripreso la sua corsa. 1,20. Sì, che era virtuoso, sarebbe stato virtuoso 2 settimane fa, oggi è tra i più alti a livello nazionale. Perché di certo che se ci mettiamo poco impegno nel distanziamento sociale è inevitabile che il conti si alza, non c'entra niente con gli ospedali, è la diffusione del virus. Insomma, il tema resta prepotentemente quello degli assembramenti, ancora troppi, dice Zaia, che allo stesso tempo chiede al governo una campagna di sensibilizzazione. Impensabile andare avanti a suon di decreti e ordinanze, il rischio è quello di ottenere l'effetto contrario, la ribellione. Se pensiamo di gestire questa partita con DPCM e ordinanze da qui ad aprile, perché tale sarà la durata, finirà che si arriverà con lo sfinimento. Finirà che ci sarà la reazione uguale e contraria, no? Ci sarà quella non della assuefazione, ma sarà quella poi del ribellarsi alle continue restrizioni. Allora, secondo me va rinsaldato un patto forte con i cittadini. Sullo sfondo inevitabilmente c'è comunque il DPCM di Natale, con la partita ormai emblematica degli impianti di risalita, con gli assessorati al turismo delle regioni dell'arco alpino, Veneto compreso, che hanno presentato al governo un'ipotesi di mediazione che prevede in sintesi la possibilità di aprire gli impianti di risalita già a Natale per gli ospiti degli alberghi e delle seconde case. Per Zaia si tratta del minimo sindacale. Sarebbero i motori al minimo. Gli assessori hanno voluto dire: guardate che esiste una condizione oltre la quale non si può andare, che è quella dei motori al minimo. Non è la proposta delle regioni per gli impianti. Per gli impianti io vado a portare la proposta che ci dicano cosa vogliono fare con gli assembramenti a 360 gradi, poi capiamo. Altra partita, quella della distribuzione dei vaccini anti-Covid, a partire dal siero Pfizer, che necessita di particolari condizioni di conservazione. Vi avviso già che abbiamo comprato i frigoriferi, i congelatori, quelli da meno 80 li abbiamo già comprati e siamo pronti. Torneremo fra pochissimo a parlare di Covid, adesso la cronaca, un'ultima ora con un gravissimo incidente avvenuto a Mogliano poco fa. Parliamo di un pedone, non era ancora stata resa nota la generalità, investito da un'auto mentre attraversava la strada davanti al cimitero, quindi in pieno centro a Mogliano Veneto. Questa persona versa in condizioni gravissime e ovviamente se avremo delle ulteriori novità ve lo diremo nel corso del telegiornale. Dunque questo pedone investito da un'auto proprio davanti al cimitero di Mogliano. E poi una operazione dei carabinieri contro una baby gang dedita al furto di bici, anche molto costose. Tutti minorenni, i ragazzini fermati dai carabinieri di Treviso per aver messo a segno un furto in un noto esercizio commerciale di Silea. Ad allertare i militari dell'arma alcuni cittadini che hanno notato movimenti sospetti nella zona. Sul posto è arrivata immediatamente una pattuglia della stazione di Casale sul Sile che stava effettuando dei controlli poco lontano. In un parco pubblico i carabinieri hanno notato 2 giovanissimi in possesso di biciclette elettriche. Ci è voluto poco ai militari per accertare che si trattava di merce rubata nel negozio. I 2, 14 e 17 anni, si erano intrufolati nel magazzino in orario di chiusura, riuscendo a mettere a segno il furto. Sono stati trovati in possesso anche di alcuni strumenti che avevano utilizzato per scardinare e irrompere nel locale. Ma gli accertamenti dei carabinieri sono continuati ed i frutti sono arrivati in poco tempo, rintracciati e identificati altri 3 giovani, anch'essi minorenni, della medesima banda che si erano impossessati di 3 biciclette dello stesso stock delle prime 2. La rifurtiva del valore di ben 27.000 euro è stata restituita al legittimo proprietario. I 5 dovranno rispondere dell'accusa di furto e sono minorenni anche i 2 ragazzi fermati dai carabinieri sempre nel comune di Silea. Anche in questo caso sono stati alcuni residenti ad allertare le forze dell'ordine. Si trovavano nei pressi di un capannone dove già in passato si erano verificate scorribande ad opera di sconosciuti. Quando sono arrivati sul posto i militari hanno trovato i 2 diciassettenni, altri invece alla vista dei
dei carabinieri si erano allontanati. Nascosti nella sterpaglia sono stati ritrovati 2 sacchetti con 21 grammi di marijuana e 2 trinciaerba. Il materiale è stato posto sotto sequestro, mentre continuano le indagini per dare un nome ai ragazzi che si sono allontanati e per risalire al proprietario della droga. Torniamo all'emergenza Covid, saranno celebrati mercoledì alle 10 nella chiesa di Santa Maria Maggiore i funerali di una delle vittime più note del coronavirus a Treviso, ovvero il pasticcere Luigi Neto, storico pasticcere di Treviso, morto appunto a 71 anni a causa del Covid. Dunque l'addio mercoledì alle 10 nella chiesa di Santa Maria Maggiore. Intanto sul fronte dello screening, del tracciamento, ieri abbiamo raccontato di come Castelcucco e Cavaso del Tomba faranno lo screening di massa ai cittadini, tamponi a tutti i cittadini. Castelcucco brucia i tempi, anticipa rispetto a quanto previsto già a questa settimana. Sabato c'è lo screening, andrà a fare il tampone? Certo. Perché? Perché va bene, nel senso è giusto per la popolazione. Lei va a farli? Certamente. Perché? Perché per salvaguardare un po' tutto il paese. Lei va a farsi i tamponi? Certo. Perché? Perché non l'ho mai fatto e per mettere tranquilli un po' tutti. Voci da Castelcucco che brucia i tempi e vuole fare i tamponi a tutti i cittadini il prima possibile. Stiamo mettendo a punto la logistica per sabato e domenica. Abbiamo appena terminato un incontro operativo con l'ULSS verificando la prima area che ritenevamo idonea per accogliere questo momento e di fatto risulta insufficiente. In effetti già ieri i volontari del luogo avevano approntato questo tendone sul piazzale della grande ditta del luogo, ma a quanto pare non è bastato. Così lo screening è stato spostato su questo piazzale a ridosso del cimitero, mentre il municipio è stato chiuso al pubblico se non per servizi essenziali, proprio per concentrare le forze per il prossimo fine settimana, dove saranno chiamati oltre 2000 residenti. Un cittadino non deve fare niente, deve solo guardare la cassetta della posta perché i prossimi giorni riceverà a casa una busta con intestazione del comune di Castelcucco e della nostra ULSS 2 in cui all'interno ci sarà un foglio informativo contenente le indicazioni per come arrivare, come presentarsi e l'orario presente perché verranno organizzati tutti di appuntamento di mezz'ora in mezz'ora e all'interno verranno consegnate anche le etichette adesive da portarsi appresso. Questo è molto importante perché così facendo nel momento in cui vengono per il tampone devono solo lasciare il loro numero di telefono e velocemente si può eseguire l'operazione. Chiedo a tutti i cittadini di venire sabato e domenica per fare questo tampone di massa in quanto è l'unica occasione che abbiamo per riuscire a invertire la tendenza del contagio. E poi il fronte trasporti scuola in attesa della riapertura delle scuole, così come almeno è stato fissato, in attesa di nuove decisioni già in questi giorni. Allora gli autoservizi privati lanciano una mano tesa a MOM e un'accusa invece sul mondo delle consegne a domicilio. Molti dei miei colleghi che fanno l'NCC ma sono anche bus operator in questi periodi hanno i loro bus fermi nei parcheggi, quindi molti di questi sono ben disposti e ben pronti ad offrirsi in supporto al bus, al trasporto scolastico, al trasporto pubblico locale con i loro mezzi. Mano tesa alla MOM per garantire non solo il trasporto scolastico ma l'intera rete del trasporto pubblico locale. Ad esprimersi Fausto Bosa, non solo presidente di Confartigianato Asolo Montebelluna ma soprattutto un imprenditore tra i più colpiti dagli effetti economici del contagio. La difficoltà più grossa che hanno vissuto queste persone è trattenere il proprio personale dipendenti. Ok, c'è il blocco dei licenziamenti, ma se non hai qualcosa da fargli fare, so che molti autisti si sono riconvertiti, sono andati a guidare i camion. Una professionalità che proprio con il ritorno a scuola previsto con il nuovo anno è decisamente una risorsa da utilizzare per rispondere alla regola che prevede dimezzata la capacità massima di trasporto nei bus. Una possibilità per ridare fiato a tante aziende di autoservizi della marca. Anche perché sono fermi dall'inizio Covid, perché sono saltate le gite scolastiche, sono saltate le manifestazioni di massa come le sfilate degli alpini, le gite, tutto quindi gente che è veramente alla canna del gas.
e che secondo Confartigianato tra l'altro dovrebbe ricevere il giusto sostegno. I ristori devono essere fatti in base alla perdita di fatturato e non in base ai codici Ateco che non vuole dire nulla. Ecco che un accordo con MOM sostenuto dalla Regione rimetterebbe in moto un comparto che non vuole elemosine e che era arrivato a convertirsi anche alle consegne a casa, un servizio ora al limite dell'illegalità, la denuncia di Confartigianato. Tutto anche il mondo del delivery in Italia nasce da piattaforme straniere che sta facendo impiegare persone a volte a nero senza nessuna autorizzazione, quindi gente che porta magari le pizze o il food a casa con la macchina normale. Noi se non altro abbiamo un mezzo omologato uso terzi, quindi prima apri a chi ha già delle caratteristiche vicine, non l'assurdo del nostro paese. E poi l'addio inevitabile, ma che un po' trova la delusione di tanti trevigiani, quello ai Panevin. Non mi sembra proprio il caso in questo momento che facciano anche i Panevin, non mi sembra proprio il momento. Penso che sia giusto, guardi, perché dobbiamo veramente mettersi in regola. Evitiamo ogni possibilità di trasmissione. Sofferta ma inevitabile, in fin dei conti giusta. La decisione di Arcade di annullare il tradizionale e affollato rogo del 5 gennaio sembra trovare l'approvazione dei trevigiani. Salute contro tradizione, una discussione che con i Panevin si rinnova ogni anno, ma questa volta il Covid fa più paura del PM10. Non si deve fare, basta, ma scherza, è una situazione del genere. Purtroppo fa parte delle cose a cui bisogna rinunciare. Si deve pazientare, purtroppo quest'anno va così. In più io penso che certi Panevin come quello di Arcade siano un po' esagerati. Con ogni probabilità anche gli altri Panevin faranno la fine di Arcade, al punto che dalle Pro Loco è partita l'idea di farli in versione online, con pochissimi partecipanti in carne ed ossa e gli altri collegati in streaming da casa. Accendere il computer per non spegnere la tradizione, soluzione che però non sembra infiammare i cuori. No, per me questa è un'idea inutile. O si fa o non si fa. Non si può fare online il Panevin, assolutamente. Quest'anno si salta, basta. Non è la stessa cosa, però magari è un bel modo anche per unire moderno e antico, no, però insomma la tradizione. Ma tradizioni di questo tipo vadano mantenuti vive, ma vivo, non online. La presenza è sempre meglio, come mancano tantissimo gli abbracci, però se non ci sono alternative in questo periodo magari bisogna un po' accontentarsi. Ma vai sotto in presenza, il vin brûlé, le castagne, la pinza. Se fanno anche il delivery, volentieri, lo facciamo online. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta, ripartiamo da Contarina che lancia la sperimentazione dell'ecocentro zonale. Un nuovo piano per dire stop al racket dei rifiuti, una sperimentazione messa a punto da Contarina per contrastare il fenomeno dei furti di rifiuti, specie quelli di materiali elettronici, che mette in rete 6 comuni della Marca. Non solo per garantire la sicurezza di tutti, ma anche per ridurre le attese. E allora Breda di Piave diventa ecocentro zonale, cioè punto di riferimento per portare le apparecchiature elettroniche, elettrodomestici come frigoriferi, televisori, oltre a inerti e pneumatici, di tutte le utenze dei 6 comuni coinvolti, che sono Maserada sul Piave, San Biagio di Callalta, Silea, Monastier e Zenson di Piave. L'ecocentro zonale è videosorvegliato e presidiato dai vigilanti. Il fenomeno del furto sugli ecocentri è molto presente ed è stato denunciato più volte anche dai sindaci, anche in questo momento di pandemia. Abbiamo dovuto correre ai ripari e per fare questo abbiamo dovuto concentrare la raccolta dei materiali più appetibili, che sono soprattutto i rifiuti elettronici, in un ecocentro soltanto del territorio servito e un ecocentro presidiato. Al contempo gli altri ecocentri diventano satellite dove possono entrare le famiglie per portare i rifiuti più comuni come vegetali, cartone, legno, ed è in questi 6 comuni che il servizio viene riorganizzato con nuovi e più ampi orari di apertura per garantire un servizio continuato a scacchiera. Più ecocentri che si alternano nel loro orario per modo tale da avere l'apertura in tutte le ore della giornata e renderli tali per cui non ci siano più grandi code, le utenze non domestiche accedano con prenotazione e cercare di evitare il fenomeno del furto di materiale da parte di persone che si infiltrano negli ecocentri.
Di nuovo a Treviso adesso per il progetto di riqualificazione di Santa Caterina. Un progetto sofferto che ha mosso i primi passi nel 2005 e che oggi vede la luce, quello di ricostruzione dell'abside medievale del Museo di Santa Caterina, che andrà ad impreziosire il patrimonio architettonico e artistico della città. Valorizzata la luce che riveste un'importanza primaria, sfiorando come se lavasse la parete ed entra diffondendosi negli affreschi di Tommaso da Modena. Ho immaginato un guscio che è costruito a pianta poligona e che non tocca la chiesa, la sfiora e che permette appunto questa leggerezza. Intervento focalizzato sull'estensione dello spazio museale attraverso la ricostruzione dell'abside, la riqualificazione dello spazio esterno che dà verso Piazza Matteotti e il riordino della relativa facciata a nord lungo via Stangade, facente parte di tale complesso medievale monumentale. È 1 milione di euro, di cui 140.000 per progettazioni e 860 per lavori e somministrazioni e somme a disposizione dell'amministrazione comunale. Sarà appaltato entro giugno 2021 ed entro il 2022 saranno conclusi i lavori. L'idea è quella di rivedere anche Piazza Matteotti con illuminazione e riqualificandola per adeguare anche il contesto. Adesso le notizie dal Bellunese. Ad Auronzo di Cadore per il bilancio dell'ULSS 1 con dello screening di massa di ieri proprio ad Auronzo, un 33% a 2 facce, diciamo così. Io ero quel 33% e quindi non saprei cosa dire, insomma ci si aspettava più gente, però insomma visto che non c'era l'obbligo penso che ognuno è responsabile di quel che fa, quel che non fa, insomma ecco. All'indomani dello screening sulla popolazione ad Auronzo non solo ci si interroga sulla percentuale effettiva di cittadini aderenti, 33%, in termini assoluti 358 persone su 1089 nella fascia di età tra i 41 e i 65 anni. Sicuramente molti hanno paura di chiudere le proprie attività e posso anche capire in un certo senso, però molti non ne capiscono neanche l'importanza. Quelli che sono andati l'hanno fatto in coscienza, soprattutto per loro ma soprattutto per gli altri, perché comunque se uno è sintomatico porta la malattia a tutti. Io l'ho avuta, non è una passeggiata per quanto se ne dica, e quelli che sono andati tanto di cappello. Per il Dipartimento dell'ULSS 1 Dolomiti l'esperimento è comunque riuscito, almeno dal punto di vista scientifico. La cosa più importante è il tasso di positività al tampone antigenico registrato, che è inferiore all'1%, 0,8%. Su 358 persone solo 3 sono risultate positive. Se anche la curva epidemiologica che osserviamo con molta cura nei prossimi giorni attesterà un diradamento del numero di casi emergenti, potremmo confermare che il focolaio epidemico di Auronzo si avvia verso la conclusione. L'obiettivo del resto era quello di monitorare l'evoluzione del virus in un comune pesantemente colpito a partire dall'ultima settimana di ottobre. Dal sindaco un messaggio. L'appello che lancio è sicuramente quello di non abbassare la guardia, anche perché l'obiettivo è quello di arrivare alla stagione invernale e le vacanze di Natale con una certa tranquillità per garantire sicurezza non solo ai nostri residenti ma anche ai numerosi turisti che arriveranno per le vacanze di Natale, i proprietari di seconde case. A Belluno proseguono i lavori del cantiere di Palazzo Crepadona. L'abbiamo chiamata la quarta piazza della città di Belluno, vale a dire uno spazio coperto che si unisce alle altre piazze, sempre aperto alla cittadinanza, a disposizione, e proprio per questo, visto le avversità climatiche delle nostre zone, dotato di una copertura autopulente, vetrata, in maniera da rendersi utilizzabile per diverse funzioni. Eccola quindi che prende forma quella che diventerà la quarta piazza della città capoluogo, lì dove un tempo c'era il Cubo di Botta, una piazza coperta e sempre accessibile. Il sopralluogo con tecnici e comune ha permesso di fare
il punto di un cantiere da 2 milioni di euro portato avanti con i fondi della rigenerazione urbana. Dalla nuova piazza partirà una scala a vista che condurrà alla biblioteca civica, anch'essa sottoposta a restyling. Una scala panoramica che guarderà proprio all'interno di questa piazza. E ci sono stati dei rallentamenti, ma in linea ovviamente con il disagio dettato dalla pandemia, e nell'estate del prossimo anno, nel 2021, la struttura verrà ultimata. Walter De Cassan, presidente di Federalberghi proprio di Belluno, poi l'onorevole Alex Bazzaro della Lega, Paolino Barbiero dello SPCGL, i pensionati, e poi Andrea Micalizzi, vice sindaco di Padova, per parlare di Via Anelli e soprattutto il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, per parlare di Chiesa, Covid e fedeli, e anche questo Natale che si avvicina. Ospiti di Ring di questa sera con Ferdinando Avarino, puntata dunque da non perdere. Vi lascio al meteo, arrivederci. Il cuore vive finché ha qualcosa da amare. Così come il fuoco avrà qualcosa da bruciare. Bentrovati al meteo. Pressione in calo, arriva una perturbazione, tempo dunque in graduale peggioramento e clima freddo. Il dettaglio di martedì 1 dicembre. Sul Veneto inizialmente sarà stabile con ampie schiarite soleggiate. Dal pomeriggio però la tendenza sarà per un aumento della nuvolosità a partire da ovest. Precipitazioni in genere assenti, non si esclude però qualche debole piovasco sulle zone occidentali in serata. Temperature come detto in calo, minime tra -5 e 2 gradi, valori massimi compresi invece tra i 6 e gli 8 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo un ampio soleggiamento, bel tempo, cielo coperto però con il passare delle ore, tuttavia senza piogge associate. Temperature minime sotto lo zero, massime sugli 8-9 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui il cielo sarà via via più nuvoloso a partire dal pomeriggio con neve a bassa quota sui confini alpini. Temperature minime intorno a -6 gradi, massime invece sui 4-6 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Il talento è scintilla, il genio fiamma.